Buonasera, Buonasera Filippo. buonasera maestro e buonasera amici del gruppo. Siamo qua a fare la seconda puntata di questa rubrica che devo dire ha avuto un successo clamoroso. La Sono prima, contento. ah, perché parlavamo, se vi ricordate, del catarratto e noi l'argomento è sempre il vino siciliano e questa sera ci troviamo nella splendida Alcamo. Volevamo parlarvi di un altro vitigno siciliano abbastanza conosciuto e abbastanza diffuso nella nostra Sicilia, il Nero d'Avola. Maestro. Ah, il Nero d'Avola. Sì, 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 Bellissimo. questa Il sera Nero siamo. d'Avola è il principe siciliano, è anche detto, o calabrese, Esatto, esatto. o niriddo calabrese. È un Questo- sinonimo che io devo dire non conoscevo, però siccome ho studiato prima di Ah, incontrarmi mi con fa il maestro, piacere. ho cercato di documentarmi il più possibile. Mi fa piacere. Calabrese è un sinonimo che viene da calabrisi, che in realtà non ha nulla a che fare con Calabria, ma Esatto, è una esatto. traduzione un po' sbagliata del termine calabrisi che significa uva di avola, a Sì, quanto pare. sì, 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 l'uva di Avola. Perché l'uva di Avola? Perché praticamente la provenienza del Nero d'Avola è quella dei greci, così si dice in genere, ma in effetti i greci hanno soltanto trovato questo Nero d'Avola, probabilmente dai Fenici, importato dai Fenici, e loro hanno iniziato l'allevamento, la vinificazione corretta e quindi i greci sono presi poi la paternità Del Nero dell'importazione d'Avola. del Nero d'Avola eccetera. Però il Nero d'Avola è un vitigno importante, è il vitigno a bacca rossa più coltivato In in Sicilia. Sicilia. Sono circa 20.000 ettari, eccetera. Quindi amici, diciamo continueremo l'argomento, perciò seguiteci, a fra poco. Ok. Eccoci di nuovo qua. E allora, intanto potete vedere e ammirare le arcate del Collegio dei Gesuiti di Alcamo. Avete visto prima la, la matrice di Alcamo. Insomma, una piazza splendida. Come al solito nella nostra Sicilia abbiamo delle location fantastiche. Però continuiamo il nostro argomento. Nero d'Avola. Maestro, Oh, Nero d'Avola, parlare di Nero d'Avola in questa bella location, questa bella piazza è un piacere, è una chicca. Ma il Nero d'Avola, intanto come abbiamo detto prima, è il vitigno a a bacca nera di maggiore coltivazione. Si coltiva un po' ovunque, ma la zona vocata è quella di Noto, Ragusa, Noto, eccetera. Avola, diciamo, il nome lo prende da Avola anche perché c'è un'origine pure più. Probabilmente perché hanno sbarcato lì prima i greci o i fenici e poi si è divulgata questo Sì, sì, allevamento. sì. Il Nero d'Avola è un vino un po' ribelle, tant'è che molto alcolico. Siamo sui 14 gradi, 15 gradi almeno, Bello consistente. bello consistente, tant'è che fino agli anni praticamente 90 era trattato come vino da taglio, Ah, tant'è che i francesi ne hanno fatto incetta di questo vino per tagliare un po' i loro vini un po' scarichi di acidità. Poi però i produttori siciliani hanno capito che da questo vitigno si poteva trarre qualcosa di più importante e l'hanno cominciato a vinificare. Avendo oggi abbiamo dei Nero d'Avola eccellenti in Sicilia, ovunque, da Noto a Trapani, nella zona morealese, anche nell'Agrigentino ci sono anche dei. nell'Agrigentino, come no, anche E nel nell'Agrigentino Palermitano, e nel diciamo. Palermitano. È chiaro che ogni zona, avendo caratteristiche pedoclimatiche diverse, abbiamo caratteristiche diverse di questa Nero d'Avola, quindi questo ci fa piacere perché andremo a scoprire sempre nuovi sentori e nuove piacevolezze. Perfetto, a dopo amici. Amici, eccoci qua, un'altra location. Siamo su Chiesa Sant'Oliva di Alcamo, strepitosa, fantastica. Vi consiglio di visitare Alcamo che merita tantissimo.
Siamo sempre in compagnia del nostro sommelier Antonino Palazzo e parlavamo di Nero d'Avola. Volevo chiedere al maestro, ma il Nero d'Avola, come tutti i rossi, si può bere freddo o va bevuto sempre a temperatura ambiente? Bella domanda questa. Allora, i rossi giovani vanno a una temperatura di servizio intorno ai 14-15 gradi. Un Nero d'Avola invece che ha una certa corposità ha bevuto intorno dai 16 ai 18 gradi. Ma certamente quando noi in Sicilia temperatura ambiente raggiunge i 40 gradi è un po' difficile, va refrigerato, va abbattuto così, quindi va messo un attimino, una mezz'oretta prima nel freezer e poi bevuto, aperto. Questa è un po' la necessità nostra. Questo vale per ambientale. tutti i rossi, insomma. Vale per tutti i rossi, vale per tutti i rossi. E diciamo che comunque il Nero d'Avola giovane potrebbe essere servito anche piuttosto freddo, utilizzato come aperitivo, no? Beh, sì, io ho detto Nero d'Avola giovane, intorno ai 14, un Sì. po' più freddo, però attenzione, non scendere troppo nella temperatura perché il vino in sé ha delle parti morbide e delle parti dure. Se noi abbassiamo ancora questa temperatura si esaltano le parti dure e quindi poi al palato risulta un po' troppo antipatico. Un po' troppo aggressivo, diciamo, alcolico. Allora, Nero d'Avola. E diciamo, l'altra volta parlavamo del catarratto e per i bianchi capisco che il discorso è molto diverso, ma il Nero d'Avola a livello di longevità, come ci regoliamo? Guardate, il problema della longevità sta nella natura del vitigno, chiaramente. Noi, visto il clima che abbiamo, piuttosto caldo, abbiamo una longevità del Nero d'Avola intorno ai 5-7 anni al massimo, con un Nero d'Avola corposo, un Nero d'Avola ben tonificato, eccetera, eccetera. In alcuni rari casi è arrivato a 10 anni di longevità, ma più di questo, insomma, con le nostre banche non è possibile arrivare. Il colore è accattivante ed è un Nero d'Avola, è un rosso rubino piuttosto scarico, però è un bel colore. Il naso importante, erba, bagnata, pieno, una frutta rossa. Il vino è equilibrato, cioè ciò che senti al naso lo riscontri al palato e questa sapidità bellissima che ti permette di avere anche una persistenza continua del vino. Il vino è armonico, abbastanza piacevole, una piacevolezza al palato che ti porta alla continua bella. Aspettiamo di abbinarlo. Okay. Maestro, hai visto dove ti ho portato? Siamo al ristorante Triscele di Alcamo, ristorante favoloso tra i principali che ci sono ad Alcamo, in pieno centro. Cosa stai bevendo? Ma io sto bevendo il Nero d'Avola di Candido, che devo dire ogni sorso meraviglia un po', questo meraviglia sempre, ha una bellissima persistenza e una sapidità spiccata, è più sapido che fresco, ma questo significa longevità del vino, quindi è una bottiglia che può essere aperta anche fra 2 anni, fra 3 anni. Adesso vediamo gli abbinamenti, vedremo un abbinamento particolare su un piatto non siciliano, che è il goulash per esempio, oppure con delle pappardelle al sugo di cinghiale. Penso che sia armonico a tutto. Maestro, ti volevo chiedere, Sì, spesso sento parlare di blend. Cosa significa blend? blend
diciamo l'unione di due vini che si completano a vicenda, fatte in vasca, al mosto, eccetera, eccetera, dipende un pochino. Cioè, sono l'unione di due o più vitigni. Ci sono alcuni vini, faccio un esempio così, champagne, fino a 14-15 vitigni insieme, pensate un po'. Il Nero d'Avola è stato sempre considerato un vino da taglio in abbinamento a dei Merlot, dei Syrah, per esempio. Ma quello che noi abbiamo in Sicilia, il più famoso, è il Cerasuolo di Vittoria, in cui almeno il 50% deve essere Nero d'Avola e il 50% Con frappato. quale vitigno si abbina? Col frappato. Ah, perfetto. Maestro, e allora, l'abbinamento col goulash com'è andato? Allora, l'abbinamento col goulash secondo me è l'ideale perché la piccantezza, l'aromaticità del goulash, la sapidità si sposa benissimo con la morbidezza del Nero d'Avola, che quindi diciamo fanno una comparazione di gusti, lascia una piacevolezza in bocca e ti porta ad assaggiare di nuovo il piatto e poi bere il vino. Maestro, allora, questo abbinamento con le pappardelle a sugo di cinghiale, come ti sembra? Con il nostro Nero d'Avola. Allora, il piatto è piuttosto equilibrato, i sapori sono abbastanza divisi tra pasta, condimento e il cinghiale, ma prevale il vino. Cioè, nonostante il vino è così corposo, importante, che mi nasconde poi i sapori del piatto. Quindi o diciamo un piatto più corposo, più forte, più aromatico, oppure il vino l'ha sempre vinta. Allora, amici del gruppo, abbiamo il piacere questa sera, durante la nostra cena, ci ha fatto piacere ricevere la visita di Paolo Candido, il titolare della cantina del vino di cui stiamo presentando stasera, un Nero d'Avola di Candido. Perciò abbiamo Paolo Candido, meglio di così, meglio di lui chi lo può presentare. Buonasera, questa sera ci troviamo in compagnia di ottimi amici. La mia è un'azienda in bio di Camporeale, abbiamo 27 ettari di terreno, abbiamo diverse tipologie di vino, sia bacca bianca che bacca rossa. Questa sera stiamo facendo aiutatemi a dirlo, una degustazione di vari Nero d'Avola, quindi che partiamo dal 2015 e arriveremo al 2021. Stiamo degustando appunto il 2015. Vi dicevo che mio padre, colui da dove parte tutto, ci tiene insomma a raccogliere l'uva con un grado zuccherino abbastanza alto, quindi parliamo di 23, 24, anche 24 e mezzo. Quindi la degustazione del vino, insomma i tannini saranno differenti, sarà meno astringente e quant'altro. Adesso poi lascio giudicare a voi. Siamo partiti col 2015, poi ci sarà il 2020 e poi ancora una volta il 2021. Maestro, cosa stai bevendo? Allora, poco fa abbiamo noi citato quanto può invecchiare un Nero d'Avola, no? Abbiamo detto intorno ai 5-6 anni, siamo sul sicuro, eccetera. Qui siamo un po' oltre, noi abbiamo un Nero d'Avola che è un po' oltre i 6 anni, no? Siamo intorno ai 7, considerando la vendemmia, eccetera. Quindi, già il naso è una varietà di odori fantastici. Vediamo un po' il palato come si presenta. Il colore è eccezionale, lo vedete voi, è un rubino un po' scarico ma rubino con un aranciato, quindi non è ancora maturo. Questo vino può ancora dare qualcosa di suo, può ancora maturare, che comunque la maturazione di un vino non significa che sia negativo. Raggiungo la maturazione e può durare ancora altri 5-6 anni. Nonostante l'età di questo vino c'è ancora freschezza, c'è ancora acidità, c'è una bella sapidità che insieme all'acidità significa longevità di questo vino. Questo vino ancora non dorme ma è vivo, sto ancora
aumentando le sue capacità. Al naso da... ok,